chiamo quando si addorme perché io pensiero a due metà porta. Rinda storietta volesse a me, a chi la fianca non può vedere. Ma chiama in una foto perché volesse a me sotto sotto. Un sacciato piace si fa, ma qualche aspetta e gli può parlare. Parlano. Ciao a tutti, oggi ho deciso di portarvi insieme a me. Faremo una piccola tournée. Facciamo un viaggio insieme, che ne dite? Milano-Torino, ci volete venire? Allora seguitemi perché vi farò vedere tutti in retroscena quando partiamo per andare a fare i concerti, le serate. Soprattutto quando stiamo per perdere il volo. Quando stiamo per perdere il volo, questo è il mio amico Scimmia Pizzetta. Quando stiamo per perdere il volo, però siccome si dice che sono nato con la camicia, il volo per fortuna mia ritarda, quindi ce l'abbiamo fatta. Venite insieme a me, forza. Non mi parlare così perché mi fai assai morire. Quando contatto famo se fai. Lui è Pizzetta, rimane sempre Pizzetta, però adesso è Piadina, non è più Pizzetta. L'importante è che sono sempre bello. Dimmi perché se tu muovi a me perché non ti fai vedere. Questo è il mio portafortuna. Buongiorno. Buongiorno a te. Ti vedo bene, ti vedo, sbarbato, pulito e profumato. Che bello. Dove stiamo andando? Milano, destinazione Milano. Posso dire una cosa? Venite con noi, venite con noi. Allora facciamo una cosa, mentre stiamo aspettando tutta questa fila, io se ne mangiare una cosa, tu vieni? No, io non ce la posso fare. È sempre la stessa storia, ma tanto tu voce a me. Una notte amore. Cosa ne pensi di questo esperimento? Sarà un esperimento molto bello, specialmente per voi che vedrete i suoi retroscena durante un concerto. E come sono questi retroscena? È molto divertente, Molto divertente. specialmente con Pizzetta. Ti spirasso cielo, tu con me fino a dimana. Insieme a te prova l'amore, sei l'unica storia che tengo in tuo cuore. Nanna fa da incontrata, insieme a te mi sono giurata. Ragazzi, Milano ed è come se sono a casa mia, tutto a Lucia, mi fa sentire, mi fa gustare soprattutto le cose buone che fanno nella mia città, Palermo. Ragazzi, visto che non sono a Palermo, da Palermo. quindi da Palermo, quindi da Napoli a Milano, sentirmi a Palermo è un attimo. Quando si va in aereo, purtroppo la lacca, io che uso molto spesso e volentieri la lacca, me la fanno buttare, me la buttano. Quindi prima tappa è comprare la lacca. Tuo siero della gioventù, la lacca. Sì, ragazzi, io se non ho la lacca non vivo. Non lacca, non concerto. Senza lacca non si canta. Sto portando un po' in giro con me, voi lo sapete che a me piace quando partecipa il mio pubblico e quindi pensavo come posso fare per portarli 2 giorni in giro con me, per fargli vedere, per farli assistere a quando ci sto, magari per prepararmi, eccetera. Io batti a giocare che la ero passata. Durante i viaggi, mentre si viaggia in macchina, prendo il cellulare, vi riposto le storie, i tag sono tantissimi. Forse è meglio da non vedere come faccio, se tu a me non mi abbracci. Avevo detto che non mi addormentavo, ma purtroppo appena sono arrivato mi sono appoggiato un attimo. Pop. Stiamo lontano, perché se mi stai guardando ancora non so che succede.
Da un attimo mi sono sto cuore rinda un momento di passione. Fammi. Com'è stata la vostra prima serata insieme? Ma la nostra prima serata insieme, ma lui era piccolo, che aveva circa 12 anni, 10-12 anni, quindi però diciamo che è stato sempre uguale, non è mai cambiato, anzi è migliorato nel tempo, ovviamente si cresce e si migliora. Dal 2016 diciamo che è diventato Daniele De Martino, oggi è diventato un professionista, lo possiamo dire che è un professionista e più avanti e più professionista diventa. Le sue canzoni sono sempre state scritte e curate da lui o c'è stato qualcuno, almeno nei primi tempi, che lo ha seguito in questa fase? Diciamo che quando era piccolo qualche brano lo acquistava la Sea Musica perché giustamente era piccolo, però lui aveva questa vena di scrivere, gli piaceva, quindi poi l'abbiamo fatto iniziare a provare a scrivere lui e abbiamo visto che i suoi brani funzionavano man mano che cresceva e abbiamo deciso di fare scrivere lui per se stesso. Diciamo che ha indovinato perché ha funzionato, significa che ha indovinato, quindi qualcosa c'è, qualcosa dentro, la vena di autore c'è, quindi a me va bene così. Ma chi t'ha creato? Voglio dirvi una cosa molto importante, una cosa che forse nessuno sa. Quando vado sul palco, no? Non mi porto mai grandi cifre in tasca, tipo 200, 300, no, assolutamente. Io mi porto sempre 20, 30, 15 euro. Perché? Perché è una questione di, per me, almeno per me è una questione di scaramanzia. Almeno per me è una questione di scaramanzia. Io ho iniziato con niente, le 15 euro, 10, 5, 15 mi servivano quando ero più piccolino, all'età 13-14 anni, li raccoglievo, mi servivano per pagarmi il biglietto, il pullman da Palermo a Catania e 15 euro per me erano tanti. Ecco, con quelle 15 euro che poi ci pagavo il biglietto e nemmeno mi rimanevano i soldi per il panino, ecco, con quelle 15 euro io ci ho fatto la mia fortuna. Penserai quando vivrai solo a casa fuori dove sei, li penserai ogni tuo capriccio quando tu farai quello che vorrai e ti accontenterà, lui non crederà, almeno non somiglierà quando ti ami e pensi così come già. Questa sera ti bacia, ti abbraccia, ci farai mentre le macchine sicuramente sono la mia canzone. Lo fuori il cielo sabato, stanno dando stasi, non durano a te, a fare non raccontarti mai. Io
dico sempre che vincono sempre le donne. Grazie Murilo. Mi state girando. Tu sei importante, il tuo papà ti pensa sempre, non devi credere alla gente, allora passa da me, non lo voglio, tu sei importante, sulla tua casa tutto mondo, che tu c'è la mia debolezza, ma io ci dando tutti in notte, per una bellezza, di come vivo lo stesso amore, tu sei importante, non ti lascerò la mente, tu sei con me in ogni istante, vuoi essere bello ogni età, tu sei bellissimo, amore di papà, questo bimbo vedo che fa se non sei questo bimbo che non se non sei che fa se non sei sei importante. Sono un altro da dire. Ma cos'è sta cosa? Cos'è? Cos'è? Ma cos'è? Luce bianca, perché non ci vedo, luce bianca. Cos'è sta cosa? Oh no, complimenti. Guarda, è un panizzola, cos'è? Complimenti! Mi hanno tirato una mutanda a 2 culle. Complimenti! Maestro, ma te la sei tolta tu?
Milano la mutanda, chi è questa mutanda? Troppo sì perché. Quindi grazie del pensiero, chi sta? La metto l'appoggio dove? Questa la metto nel comodino la sera, ma Madame Volana Zagol. Pronto ci siamo, amore, dai, non riattaccare. Sono 2 minuti il tempo di spiegarti che lungo pazzete. Dammi un'occasione con... Lui è l'organizzatore della serata, si chiama Giovanni. È Luca, scusa Luca, hai ragione. C'è anche Luca. Già favo da spiegare che tu mi manca. Per te io sto impazzendo, per te io sto morendo. Ti vedo in te suona. La soddisfazione più bella è rientrare e vedere dormire mio fratello, dare la buonanotte a mia madre. Sta dormendo. Beh, che dire ragazzi, adesso è l'ora di una bella doccia calda, così scarico un po', scarico un po' i miei pensieri, no? Si dice che la notte porta consigli. Salve a tutti, pubblico mio. Sono qui per dirvi un grazie. Sicuramente vi state domandando, ma grazie di cosa? Grazie per tutti gli anni che mi seguite e mi sostenete ascoltando le mie canzoni. Cerco di fare il mio meglio, cerco di dare emozioni. Ed è per questo che stasera ho scritto questa canzone insieme a voi, ricordandomi gli anni di autostrada. Chiamate Zorro. Solo, non tengo paura, tengo che fare ce lo fa. Ora se ancora c'è sta qualcuno che non ha capito che non mi può fermare. Mi faccio l'occhio bello, io tengo la faccia tosta e stasera a voi pubblico mio io faccio cantare 30 canzoni che sta segreta, 1000 emozioni ritmo cuore, sti qua io. E c'è casa ma la sua scena e la scuola.
Questa sera ti bacia una bacia e ci vorrai mentre immagina sicuramente sono un bacio non c'è un sangue stata stagione non dovremmo te a parte non raccontarti mai
donne e non sai che desiderio porto dentro per vedere come piange se si spiega di notte. Quanti poveri quanto ti dice che la settimana a scuola perché tu cosa sapere quando la sei o quando la sei quando si va tutti i compagni a scuola sta venuto quando si fece di due e si sta solo. Come ci potessi spiegare? Come ci potessi spiegare? Perché me la chiamano? Perché me la chiamano e me ne vai da solo? Anche se lei non lo dirà. Un giorno troverai il coraggio di guardarla negli occhi quando crescerà e dirgli che quello che per tutti gli anni ha cantato questa canzone, quello è il suo papà. Ma io o lui? Io! Cioè praticamente devo spiegare io. Grazie a te. Di là per uscire ragazze, di là. Rocco, vogliono fuori. Hai fatto? Ti vogliono fuori? Grazie, sei bellissimo. Grazie. Continua così. Mi sei cancellata, cavolo. È dentro la borsa. L'hai detto, il tuo regalo di compleanno, Martina. Sì, anche qui. Che? Signora, qui indietro stiamo io. Solo per i vaccini. Grazie, Dani. Grazie. Ok. Prego, avanti, vai prima te. Che cazzo mi hai fatto fare? Importante le cose. Vai, Anna lei, Dai, fatemi mettere bene sta farma, dai ragazzi, gliela però, dai. dai, 2 minuti, Ok. uscite di là. Grazie a te. Mi sono fatta massacrare fuori. Ok. Grazie a te. Sì, mi sono, hai tutti. Non scrivi sta dentro. Grazie. Ciao. Oh, scusami. Ciao. Ok. Fai con una con lei, con una bambina. È già 2 mesi. Poi diranno veramente ho fatto un figlio da me. Vuoi farlo tu con me? Non uscite di là. Di là. Grazie. Prego, uscite di là. Che me l'hai dato tu? Grazie, ciao. Fai entrare, 5. Prego. Prego. Aspetta. Grazie, ciao. Uscite di là, grazie. Sì, lo so.
Ciao. Ecco la tua riprova. Non lo so. A posto. Come la fai con me? Grazie. Intanto c'è il fotografo. Certo, siamo qua per quello. 5 euro l'uno. Viene male qua amore perché è la penna. Devi prendere il pennarello. Aspetta, Nicola. Ci sei? Sì. Ok. Basta andare su camera. Ok. Grazie. Ciao, Daniele. Ciao, fino alla sera. Complimenti, bravissimo. Questo? Sì. No. Ah no, faccia guardava qua, allora io dico faccio. A base. Aspetta, signora, questo è il suo? Sì. A posto. Vabbè, Ecco qua. Tutte le fortune ci sono i bambini. Vado? Ecco qua. Grazie. Ecco, al tuo telefono. Grazie. Due. Chi è l'altro? C'è qualcun altro da fare foto? Dagli il telefono, voilà. L'altra a lei? Ce ne fai una insieme? Ci mancherebbe, basta che facciamo il fretta. Sì, allora stai Se no gli altri aspettano. Fatta. Grazie, grazie. Prego. E la nonna che ha messo nella storia è la mia. Ah sì. Girati, sì, Devi ballare. Hai una biro? Me l'hai preso? Quello seduto a terra. Me la fai pure tu a me? Sì. Candidato. Queste non sono cose. Ho trovato tuo marito? Vieni, ma amore, vieni. arriverà di qua. Non è Ne ha fatte due. Prego. Grazie. Da dove andiamo? Di là. Ok. Vieni, amore. Aspettate un attimo. Amore mio. Faccio un autografo. Dai, amore, vieni. Dai, guarda che di qua sta facendo. Ciao mio. Daniele, scusa se inserito. Prego, signora. Prova a vedere così. Di là. Per favore, se no. Prego. Prego. L'unica canzone che mi hai fatto, non l'hai fatto. Ha fatto tu che senti prima tu va bene. Prego. Ne ho fatte due, vedi quello che si che è lento. Prego. La faccio così. E poi No, questa di chi è? Sono loro. Grazie. aspettate, aspettate. Ciao. Che devo fare io? Aspetta la parte. Ne ha fatti due, guarda guarda. Grazie. Facciamo con Alfredo anche. Alfredo. Quanto mi tocca? Telefono? Gaia, dove sei? Vieni. Non ti vedi, amore? Pazza. Uscite di là. Signori, signore, chi ha fatto le foto pregando di uscire, grazie. Prego. Grazie mille, ciao, grazie. Ciao. Forza. La fanno loro, chi la fa? E dove te la mandiamo? A casa.
Ho capito qualcosa. Casa tramite Se vuoi posta. ti dammi il numero. Dammi il numero, aspetta. Ti lascio 2 meno. No, ma faccio io. Poi chiedi all'amica. Un bacio, se lo guardo. Foto devi fare. Aspetta che non te ne faccio un'altra. Sì, io poi te la mando a te e la mandi a lei. Che emozione, ragazzi. Prego. Posso chiederti un consiglio? Aspetta, ma io però. Abbiamo risolto, hai visto? Sta sempre in mezzo, quello per esempio. No, me la fate a me. Fa, dai, grazie. Scusa un attimo, scusa un attimo. Fatta. Prego. Ciao. Delle cose. Andò, avanti. Vieni con Daniele, che ogni mattina le canzoni sue ci sentiamo qua a italiano. Come perché speak English, non ti preoccupare, meno male. A me ne passa avanti. No, fammela dire. Ma la mano sì. No, lui No! Ai ai ai. Sotto a una buona serata a tutti, ciao Paolo, ciao, ciao. Ciao Daniele, Ciao, ciao, amici. Ok, a posto. Grazie. Andiamo. Ciao. Tienilo pure tu. Ok. Andiamo. Allora fai tu. Ciao. Saluta. Ok. Grazie. Tutti con te, vero? Ciao. Ma sono tutti vostri? Sì, visto? La scuola. Un televisore della famiglia, complimenti. A posto, vai. Grazie. Telefoni alla mano, non ti dico, mi può. Sulla carta. Questa è solo a te la foto. Ok. Gentilmente che ha fatto la foto. Gentilmente poi che fa. Ok. Due, uno però ne posso. O questo o quello. Allora aspetta, prima con questo, stai ferma e con questo, dai. Così si prima tu, vai. Eccolo lì, vai. Guarda come è venuta bene. Sì. Ok. A chi tocca? Prego. Chi ce l'ha? La signorina? Vada lei. No, lì, Big G. Da lei non l'ho già fatto. Ma quando l'ha fatto? È arrivata mola, dico, aspetta, dai un bacino a Daniele. Fatta, così ce l'hai. Ok? È piccolina. No. Mamma mia, mossa proprio. Grazie. Ciao amore mio. Ma. Te la fa lui, se vuoi andare insieme te la fa lui. C'era la penna? Ciao Daniele. Ciao amore mio. Ciao. Ciao. Perfetta. Mi metti quello bianco di scherzo. Hai ragione, ma l'ho fatto. Ok. Grazie. Preparate già la fotocamera così velocizziamo. Di là, uscite di là. Per favore, grazie. Veloci, veloci, veloci. Veloci della luce, per favore. Grazie, se no non finiamo più. Dai, fammela tu. Dai, velocizziamo.
Bella, Grazie. Ciao, Di là, per favore, di là. Ok, questo Poi è stoppa un attimo, aspetta un attimo. dopo aspetta un attimo. Aspetta, è sfocata, mi di là. Mi sa che mi ha fatto molto di pelliccia. Ah sì? Sei stato lontano da casa? Sì, sono appena arrivato dopo. Auguri, posso a te con tuo figlio e godi di tuo figlio. La famiglia è la cosa più importante. Cosa ne pensate di Che buono! Che è bellissimo ed è bravo. Daniele è uno spettacolo. È bravissimo ed è Bravissimo. bellissimo. Anche Alfredo è bellissimo. Lo seguiamo da una vita, è il mio idolo. Io ero matta per lui. È un grande, unico. Una grandissima persona, veramente molto brava e un eroe. Bello, bravo, bravissimo. Buono, bello, bellissimo e canta da Dio. Ma buono quanto buono? Tanto buono. Quel buono che... Che quando lo mangi. Ah, ecco, ho capito. È fantastico. Allora, è bellissimo. Bravissimo a cantare. È molto profondo quando fa le canzoni. Talent show. Ma bello quanto? Perché ci sono vari gradi di bellezza, no? No, è Quindi bellissimo. All'infinito. Cioè, non ha un grado. È bellissimo. all'infinito. Bravo all'infinito. È troppo È bello. stupendo. Fantastico. Bello È fantastico. A livelli eccezionali. Un poeta, un romanticone. È tanta roba, Daniele. Che bello. Spacca. Spacca. Tanta roba. Cosa ne pensiamo? Tanta roba? Tanta roba. A che livelli? A che livelli? Alti, Non ci puoi far dire a noi a che livelli, sia pericoloso. Certe cose meglio non dirle. Siamo troppo emozionati, non vediamo l'ora di stare lì a... Sardi? Occhio che lei potrebbe saltarle addosso, Ma lei la vede la tipa che graffia? Fate attenzione che lei... sta rischiando. Sì. Ma perché? Perché così mentre salta addosso a lui Daniele si scansa e arriva lui e dice ci sono io. Mamma mia, Capisci già fa tu? Lo caldo. ospiteresti per un giorno intero a casa tua? Giorno solo! Ma quale giorno? Una settimana? Notte, 2, 3, 4, 5 Un giorno Sì, ma dorme sul divano lui, però. Dormiva sul divano? Ma quale divano? non ti dico dove la Non faccio ce l'hai il divano. Non ce l'hai il divano? Vabbè, sul tappeto. Vabbè, sul tappeto. Anche, ma dappertutto. No, quello è il divano, glielo ribalta proprio. Signora del... Mamma mia. Allora facciamo dormire sul divano. Allora, quale divano? attenzione, questa è quella che ribalta i divani, Mamma mia, sto male. No, aspetta, io, come la fai? Dai. A lei sul tappeto invece dorme, giusto? Ma quale tappeto? Grazie. Ma bacino. Mamma mia, che bello. Grazie. È un bravo cantante. Solo. Ed è bellissimo. Ed è bellissimo. Poi? Anch'io penso che è bravo a cantare. È bello. A chi fate complimenti? Alla mamma. Alla mamma di chi? Di Daniele. E perché questi complimenti? Come? Perché è troppo buono. Perché ha una voce favolosa. Solo per la voce. Le viene da dentro. Cosa devo pensare? Bello, brutto. Un figone. È un bravissimo cantante. Bravissimo. È bellissimo. Dopo il concerto, dopo aver fatto un'ora e mezza di spettacolo, dopo aver fatto più di 600 foto, adesso non è finita perché gli organizzatori naturalmente ti vogliono portare con loro a mangiare e non puoi dire di no, sono stanco, cose, anche se preferirei andare a letto perché sono molto stanco. Stamattina ci siamo alzati presto, però è giusto accontentare anche gli organizzatori, dare il piacere a chi ti chiama e ti fa lavorare. Quindi ho preparato i vestiti, mi sono preparato i vestiti, ci siamo. Adesso è il tempo di una doccia e andiamo subito a cenare. Però aspetta, Salvatore, la doccia non la vado a fare da solo. Ti ringrazio, ci vediamo dopo.
Però dagli occhi di gatto, un po' bastardo all'impatto, col visino perfetto che non mostra mai il suo vero affetto. Si ti metto per me capi, tu pretesci da un'ora e poi morì. Non mi leggo stasera con te e ti spiego perché. Sono il tipo che ti gioca, facce fatte e parla poco, non ti affeziona perché mi vedi stasera e domani chissà. Io sono fatto così, nessuno mi cambierà, sarà sbagliata ma che ce la. Io sono fatto così, se vuoi puoi dire di no. È saltato da estate a inverno. Ragazzi, a Torino già il freddo si fa sentire, c'è abbastanza freddo, pioggia, c'è un intruso dietro la vetrina. Chi è l'intruso? Ma fanno marichina, Tony Spagnolo. Ma siamo pronti per mangiare? O perché siamo Se non andiamo, a mangiare. Anche io ho messo il giubbotto, bello, guarda. Dai, 1, 2. Guarda che figurino. Ah, e quindi loro stanno aspettando. Ora gli mando io la posizione, come arriviamo. Ah, gli mandi la posizione? Se devono aspettare che ti Però aspetta, se arriva che solamente di aspettare io per mangiare ci spostiamo tutti insieme. Non è giusto, scusa. Vabbè, io penso che sta scendendo, no? E allora ce ne andiamo tutti insieme. Aspetta che stanno scendendo altri due, ce ne andiamo. Aia! Ah, risediamoci. È giusto, a me piace, allora vi faccio conoscere un altro lato mio importante. Quando vado a cenare e sono insieme al mio gruppo, le persone che mi circondano, io li voglio tutti quanti a tavola, dobbiamo mangiare tutti quanti insieme. A me non piace mangiare prima, poi gli altri arrivano, mangiano dopo, come non voglio quando gli altri sono a tavola e devono aspettare me. Quando si siede in una tavola, soprattutto di amici e sincerità, bisogna essere tutti quanti insieme e iniziare a mangiare tutti quanti insieme. Questa è una cosa molto importante per me, questione di principio. Grazie al mio caro papà che mi ha insegnato bene. Fa mettere un po' di burro cacao. Metti il burro cacao. Adesso burro cacao, ragazzi, Non è vero, si sta mettendo il rossetto. Poi si originariamente si mette il rossetto, no? Ore 19:30 del mattino. 19:30 del mattino. Le felici idee di Salvo La Rosa. Mi prende il volo alle 9 del mattino. Bellissimo. Un giorno. Io gli vorrei la pasta. Cosa mangi? Facci vedere cosa mangi. Piatto americano. La colazione dei campioni. Pure tu guarda, Sono un campione. Le persone ci fanno un fotografia, mangiamo. Così. Le persone che ci fanno i video. È come te. Grazie. 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 Ciao. Ragazzi, sono le ore 8:10 del mattino. Dall'hotel in aeroporto un attimo. Stiamo aspettando la fila. È giusto aspettare la fila. Lì c'è un profugo. Guardate. C'è una scimmia che sta camminando verso il volo diretto a Napoli. Mamma mia ragazzi, chiedetemi tutto, ma mai di alzarmi alle 6 del mattino. Mai. Oh, bravo, ci metto su.
vostro Green Pass unicamente alla casa dei bar. Grazie, buon volo. Oh! Ma già stiamo imbarcando, Beh, ancora noi ci siamo dati. Si torna. Non ci crederai, ma siamo gli unici. Non si sapeva che erano pochi più. Siamo stati 2 giorni insieme, sono stati 2 giorni bellissimi e soprattutto vi ho fatto conoscere un po' del nostro tempo, quello che succede dietro le quinte quando raggiungiamo le vostre destinazioni. Che dire, grazie sempre, spero che questo piccolo filmato sia stato di vostro gradimento, aspetto i vostri commenti. Avete visto un po' la nostra, diciamo, vita quotidiana, come va, i sacrifici, come si corre, si dorme poco, e avete visto anche quando ci emozioniamo nei concerti, Grazie a tutti, un bacio e prepariamoci per il nuovo lavoro discografico.